Sempre più difficile l'aumento di capitale extra Atlante per Veneto Banca. Il destino dell'istituto di Montebelluna si sta sovrapponendo alla Vicentina, con azione a 10 centesimi e controllo totale del fondo predisposto dallo Stato. I numeri sono implacabili, solo lo 0,3% del miliardo è stato sottoscritto dai soci attuali, anche perché, stando alle testimonianze di questa mattina davanti alla sede storica di Piazza d'Allarmi, è la stessa banca a sconsigliare gli azionisti. Lei ha provato a comprare delle fatto sottoscrivere questa stampata. Cosa le hanno fatto fare? Mi hanno fatto sottoscrivere un impegno da parte mia che loro non si impegnano e sconsigliano di comprare le azioni. A parlare un piccolo azionista, uno di quelli che comunque continuava a crederci, almeno fino ad oggi. Perché sono tanti che oramai ci hanno rinunciato, sconfitti da una situazione descritta così oggi dal sindaco di una città dove è nata Veneto Banca. Meno 44 milioni solo ad Asolo. Se a gennaio venivano, più di qualcuno veniva a dire ma sindaco guarda cosa che sta succedendo, come fermo eccetera eccetera, adesso in questi giorni più o meno le stesse persone con qualche altra di nuova, che vai a comprare azioni, mi manda lettera che vai a comprare azioni di Veneto Banca dopo che me la c'avai meschei. Pensa cosa sta vivendo il nostro territorio. E non aiuta non vedere all'orizzonte i grandi investitori capitanati da Bruno Zago che si erano esposti per coprire almeno il 25% delle nuove quote ed evitare l'ingresso del fondo pigliatutto. Ci sarà un'altra settimana di passione e di incertezza, la stessa che ha congelato ogni trattativa con i piccoli investitori. Infatti oggi al coordinamento Don Torta è arrivata la comunicazione che ogni tavolo di conciliazione è stato rimandato a metà luglio, ovvero a quando si saprà il nome del nuovo padrone di Veneto Banca. L'operazione politica l'ha prospettata oggi l'eurodeputato montebellunese che pur di sottoscrivere qualcosa ha firmato un assegno ad un piccolo azionista per dimostrare che anche volendo Veneto Banca è già in mano ai poteri forti. Credo che la volontà sia di chiudere migliaia di sportelli e poi, come dicevo prima, il rating sul computer di Milano dirà che Remo Sanaggiotto non ha il capitale per avere un fido di 50.000 euro.